Salve, tifosi del Napoli. Le ultime notizie in diretta da Sky Sport 24 portano un importante aggiornamento sulle strategie di trasferimento del nostro club. Stiamo seguendo da vicino le trattative e sembra che Billy Gilmour sia molto vicino a vestire la maglia del Napoli. Volete conoscere i dettagli? Metti mi piace, iscriviti al nostro canale e seguiamo insieme gli sviluppi. Nel corso della trasmissione Calciomercato, l'originale è su Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha fornito un aggiornamento fondamentale sulla trattativa tra il Napoli e il Brighton. Gilmour, il talentuoso centrocampista scozzese, è sempre più vicino ad unirsi alla squadra di Antonio Conte. L'operazione ha gli ultimi dettagli e domani potrebbe essere il giorno decisivo per l'ufficializzazione del trasferimento. Si tratta di un giocatore che Conte desiderava da tempo, e Manna ha lavorato duramente per portarlo in squadra. Le aspettative sono alte e i tifosi non vedono l'ora di vedere Gilmour in campo con la maglia del Napoli. Il Brighton sta ancora aspettando di firmare un sostituto di Gilmour prima di rilasciare il giocatore. Il nome in cantiere è quello di O'Reilly, e questa mossa dovrebbe avvenire a breve, dando il via libera definitivo all'arrivo di Gilmour al Napoli. Inoltre, il futuro di Gaetano e Folorunsho è ancora aperto e le loro situazioni potrebbero influenzare le prossime mosse di mercato. Allora, tifosi, cosa ne pensate dell'arrivo di Gilmour al Napoli? Sarà il rinforzo di cui abbiamo bisogno per la prossima stagione? Lasciate le vostre opinioni nei commenti. Non dimenticate di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere nessuna notizia. Forza Napoli!